Una frazione sotto assedio dei ladri. Da martedì Bibano di Godega di Sant'Urbano vive l'incubo dei furti in casa. Qui è nato il presidente del Veneto Luca Zaia e nel paese vivono ancora i genitori e alcuni zii, caduti anche loro, vittima dei colpi tentati o andati a buon fine. Nella notte tra martedì e mercoledì i banditi si sono introdotti nella proprietà di Primo Zaia, uno zio del governatore, facendo saltare il cilindretto della porta. Del cilindretto non è stato più trovato il cilindretto. No, è rimasto solamente il copricilindretto. I banditi si sono accontentati dei 120 euro custoditi in una borsa, poi trovando le altre porte chiuse a chiave se ne sono andati e adesso resta la paura. Non per i soldi, non mi interessano i soldi, no? Perché mi hai il colpo nella testa. Stessa tecnica del cilindretto utilizzata anche nell'abitazione di un altro zio di Zaia. Qui i malviventi hanno tentato di entrare senza però riuscirci. Solo al mattino il padrone di casa si è accorto del tentativo di scasso. Ora, racconta il figlio, è tanta la preoccupazione. Essendo da soli e avendo anche una certa età, come si suol dire, quindi ci si preoccupa di più. E quindi sì, sicuramente non dormono sonni tranquilli. Tentativo andato a vuoto anche nella casa della madre del signor Sandro, che dalla Svizzera sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Bibano. Ieri erano qui i ladri, hanno spaccato i vetri, hanno tirato via questo, l'ho messo adesso a posto e hanno spaccato il vetro. In un'altra villetta invece i banditi hanno tentato di forzare la serratura del garage. Penso che siamo stati fortunati in questo caso. Ho visto casi in cui hanno rovvistato la casa da basso in cima, quindi sì, non c'è da stare tranquilli. Ma i colpi non si fermano. Nelle notti successive ancora ladri in azione. Nel capannone di Andrea Brunetta sono stati portati via contanti, un cellulare e un paio di occhiali. La terza notte di seguito. Alle 3 io e mio fratello abbiamo fatto un giro di perlustrazione perché sentivamo i cani abbaiare, però non abbiamo visto nessuno. Adesso sì, non si dorme più tranquilli. La signora Gabriella e il marito stavano dormendo al piano superiore nella notte tra mercoledì e giovedì quando i banditi sono entrati nella loro abitazione. Hanno girato tra le varie stanze, anche in salotto dove si era addormentato il figlio della coppia. Il fastidio più grande è sapere che mio figlio era sul divano e che poteva succedere come niente, come tanto.